Bresciana, sono un Santa Federica, e ci presentano un programma tutto di musica bresciana, a parte dei film finali che sono internazionali. Si parte con Luca Marenzio, più valcino d'Italia, nato Coccaglio, immenso compositore di musica locale, madrigali, canzonette e villanelle. Di lui ne siamo stati per ascoltare due villanelle. La prima, Occhi suavi e cari, dal quarto libro di Villanella Cremosi del 1587, e la seconda, Vedi a parlare e dire, tratta dal primo libro di Villanella del 1584. Seguiranno tre canti popolari bresciani, in dialetto bresciano, mi immagino che sia a tutti capibile, proposti nell'elaborazione di Tommaso Frigliani, musicista anche di bresciano. In una canzone di Giancarlo Partinetti, compositore bresciano, molto amato qui in città, che ha composto musiche in altri stili diversi. In mezzo, la nostra chitarrista Romina Brentani ha sentito una padovana, danza tipica di quella città, di un autore nato a Leno, Vincenzo Capirola, che ha lasciato, ma questo volume ormai è conservato al Newberry Library di Chicago, un meraviglioso e corposo manoscritto di intavolatura a tributo, finemente ornato. E voglio farvi vedere questo libro perché ha una situazione di bibliofilo un po' che interessante. Il libro di Capirola, manoscritto, questo qui conservato alla biblioteca di Newberry, è stato scritto da un straniero, si chiamava Vidal, proprio per evitare, è stato ornato anche per evitare che i libri di musica fossero buttati via. E quindi ha fatto un bellissimo libro. Qui c'è tutte le norme da seguire. Questa qui è una intavolatura per il libro. L'intavolatura è una nozione particolare per gli ultimi studi di intavolatura, sono molto lontani. Comunque le righe non sono il pentagramma, sono le corde del liuto, d'accordo? I numeri indicano la tastatura, cioè dove posi la mano, e sopra ci sono i valori, che sono i valori di ogni nota. Vedete? È tutto ornato da queste illustrazioni, da queste pitture di animali, talvolta indigeni, talvolta strani, talvolta inventati, e l'ha proprio fatto per cercare di salvare, perché questo libro fosse salvato dalla rovina o dalla distruzione. Ecco, la propria donna sa qui, in mezzo qui, come me. Buon ascolto.
Con le pene nel cuore.
iniziare l'anno in questo modo. Ringrazio, permettetemi, inizio da Mariella Sala, perché è grazie a lei che questo pomeriggio, questo inizio di serata ha avuto origine. Ringrazio Daniele Squassina per aver prestato ancora una volta la sua voce a queste letture e un Daniele Squassina, permettetemi, che è anche da poco nostro accademico come Ateneo di Pisa. E infine, ma non per ultimo, un ringraziamento all'ensemble femminile SIFNOS, alla maestra Gloria Busi e alla chitarrista Romina Brentana. Quindi grazie a tutte voi per questo bel concerto e grazie a voi per essere intervenuti. Grazie.